E allora eccoci rientrati in studio. Assessore Saia, a Padova le telecamere sono ad alta risoluzione oppure... Ce n'è di tutti i tipi, ad alta risoluzione e a bassissima. Diciamo che è nato come un progetto nel 99-2000 che era all'avanguardia perché era il primo cablato interamente e interforze. Non c'era neppure nella capitale o a Milano un sistema di videosorveglianza che vedevano insieme Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato e poi anche Guardia di Finanza. Siamo rimasti un po' indietro in questi anni, adesso noi abbiamo già fatto partire come comune, abbiamo stanziato 500.000 euro proprio prima di tutto non solo per le telecamere ma anche per i sistemi che sono quelli che ti aiutano a far sì che se hai 1000 telecamere non devi avere 1000 uomini H24, ognuno a guardarsene una. Certo, perché queste telecamere vanno controllate. Sì, sono software intelligenti, ma per assurdo sono anche vecchi perché è tutta tecnologia israeliana e militare che poi negli anni, adesso non dico che la vende l'elettricista sotto casa, però comincia a diventare ben rodata e questo aiuta moltissimo. Salutavamo qualche ora fa il capo della Mobile Calì, che gli abbiamo dato come comune, come amministrazione il sigillo della città, e ringraziarlo per il gran lavoro che ha fatto. Parlavamo di queste cose, si parlava proprio delle spaccate. Noi stiamo progettando e abbiamo già le persone che stanno facendo questo progetto, questo sistema, dal controllo delle targhe al controllo della videosorveglianza che ti allarma, tu la puoi decidere come gestire. Questa tecnologia è importante perché ti aiuta a intervenire in tempo e ti aiuta a far intervenire la pattuglia più vicina che riceve il messaggio immediatamente perché col GPS la trova, anche uno fosse a piedi, cioè diventa un sistema di controllo del territorio che se è coordinato con tutte le forze dell'ordine tenta di superare la stupidità della politica diciamo nazionale, e mi metto dentro anch'io quando lo ero lì, che non ha pensato ancora a questo, che non ci sono centrali operative uniche e con un dispendio di uomini assurdo. Quando tu guardavi quei numeri, l'età dicevamo media molto più alta, concorsi bloccati eccetera, sono costretti a tirar fuori una marea di gente che si avvicina ai 60 anni anche durante l'ordine pubblico perché ti mancano gli uomini. Poi hai tutta questa decuplicazione di sistemi amministrativi, tutta questa gente che sposta carte in positivo, che serve, ma serve averne 5, 6, 7, 8, 10 di polizie, ognuna che fa la sua cosa uguale all'altra e che scoppiazza, che spintona perché c'è il ministro che vuole... Cioè si sono moltiplicate anche le follie in questo paese, perché prima si parlava, ci sono polizie che erano più dedicate a una tipologia di intervento, quella ambientale piuttosto quella militare. Tutti hanno cercato di scoppiazzarsi negli ultimi anni, c'è stata la follia. Quando ha cominciato la crisi economica io ho detto finalmente per le forze dell'ordine, perché ho detto adesso non ci sono più soldi, arriveremo a razionalizzare, arriveremo a non fare secondo lei come dovrebbe essere fatto? Una caserma ogni metro, una volta i carabinieri, una volta la polizia locale. Com'è che evitiamo quando succede qualcosa, arrivi Guardia di Finanza, Carabinieri? Cottarelli, che è stato poi quasi secretato nel suo lavoro, ha detto delle cose che sapevano già i sindacati e i buoni politici attenti a queste dinamiche da anni. Il nostro sistema costa mediamente intorno a 1 miliardo all'anno in più. Quando sentivo parlare l'altro giorno in un'altra trasmissione, ma i tagli sono sofferenti, no, i tagli sono un beneficio in certe situazioni. I tagli qui servirebbero a migliorare l'efficienza, certo, per ottimizzare, a razionalizzare. Significa che questi soldi dilapidati in malo modo vengano canalizzati in una polizia nazionale, in una polizia locale, un sistema normale che paesi che hanno avuto dittature come la Spagna ci hanno superato, hanno un unico ministero che coordina. In Francia lo stesso, c'è la gendarmeria, sono andati verso la canalizzazione. Noi qua non abbiamo spostato niente. Cioè, ogni ministero c'ha la sua forza di polizia praticamente. La quarta forza armata. Quasi praticamente. Sì. Siamo Ministero delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa. Chiaramente abbiamo già 3 ministeri che sono coinvolti nella gestione di 3 forze di polizia a carattere generale. Ma quindi allora ha ragione Renzi quando... Ma certamente è necessario, anzi io saluto con piacere il fatto che finalmente qualcuno si sia messo a parlare di queste cose, perché noi abbiamo cominciato a parlarne nel 2009 al nostro congresso nazionale. Allora Manganelli, il capo della polizia, espresse le sue perplessità in ordine alla fattiva realizzabilità di un progetto di questo tipo, quello di cui stiamo parlando oggi.
fa veramente piacere che finalmente la politica, che, perdonami Maurizio, però in talune circostanze, soprattutto a livello locale, per esempio è stata miope, perché in questi 10 o 15 anni sono proliferate le forze di polizia e soprattutto l'impiego delle polizie locali in un modo particolarmente aberrante, strano, e tutti hanno le loro responsabilità da sinistra e da destra, e noi lo dicevamo da tempo che questa proliferazione non avrebbe portato positività, ma avrebbe portato un dispendio di risorse economiche e soprattutto una sovrapposizione che non ha un effettivo senso, perché che senso ha, per esempio, in realtà diverse da quelle di Padova, ma che sono numerose, a non avere il terzo turno serale piuttosto che notturno, perché non ci sono i soldi, perché non riusciamo ad armare le polizie locali? Che senso ha che questi abbiano un tipo di impiego che non è più l'impiego tipico del vigile urbano, per esempio? Noi ci siamo sostituiti pensando, per esempio, alla polizia di prossimità. Guarda che siamo forti in Italia, abbiamo fatto il poliziotto di quartiere, ma non era un compito che originariamente, chi c'ha i capelli bianchi se lo ricorda, no? Il vigile urbano che faceva la polizia non aria e che girava per il centro, o no? Ed era, tra virgolette, il confidente del salumiere piuttosto che del macellaio, piuttosto che dell'ortolano, che diceva guarda, ho visto questo che non funziona piuttosto che quello che non è. Era o non era così? E girava in bicicletta, io me lo ricordo, che non ho proprio tanti capelli bianchi, ma me lo ricordo. Cosa abbiamo pensato di fare 10 anni fa? Governo di centrodestra, non è che sto facendo, come dire, sto compiacendo qualcuno, Un governo di centrodestra ha pensato bene di inventarsi il poliziotto di quartiere, la famosa polizia di prossimità, e anche il carabiniere, con il risultato che nelle nostre città abbiamo dalle 2 alle altre 2 dei carabinieri, 4 persone mediamente, se non di più, che vigilano che cosa? Il centro storico, con il risultato che io, che abito in centro storico, sono cittadino di serie A, mentre mi che abito nella periferia sono cittadino di serie B, devo intendere. 1. 2. Dispendio di risorse, torniamo al discorso di prima, e cioè quante divise ci abbiamo? Certo che ce ne abbiamo tante di divise, per forza, però molto probabilmente in Germania, in Francia, l'impiego del personale non è di questo tipo, ma sulla polizia di prossimità al Dipartimento nessuno dice nulla. Cioè non è che vedete, ragazzi, dopo 10 anni nella quale abbiamo capito che i reati sono aumentati, la polizia di prossimità non è servita a nulla, ci siamo lavati la bocca, adesso cosa facciamo? Almeno togliamoli, almeno impieghiamoli in modo diverso. No, nessuno ci mette una pezza. Allora la politica che cosa fa in ordine a queste cose? E un altro aspetto della faccenda. In Germania, in Francia, vi risulta che ci sia qualcuno che ha una specializzazione come operatore di polizia che risponde al centralino? Vi risulta che al centralino non della questura, è ammesso anche fosse della questura, che risponde al centralino della questura, oppure che vigila la prefettura? Guardate che noi abbiamo queste cose, e abbiamo e che sono queste le cose 110, che vanno... 110 prefetture in tutta Italia, all'incirca, tutte vigilate da chi? Da Polizia di Stato. Allora io me lo domando, dico scusatemi, ma vogliamo questo? In Italia esistono le sale operative unificate, centralino, prefettura, questura, è vero o non è vero, colleghi? Chi c'è? Che risponde? Che risponde al centralino, prefettura, questura? Vogliamo dirle le cose come stanno o no? Allora, senza tanto, perché è chiaro che poi ci sono le politiche delle tessere piuttosto che altro, ma qua è ora di finirla con fare ragionamenti sulle tessere o altro, è ora di dire le cose come stanno. Questo è l'impiego del nostro personale, anche. Quindi c'è un impiego a livello burocratico, diciamo, no, e comunque di segreteria. No, attenzione, non è burocratico, perché la vigilanza delle sedi istituzionali chiaramente ha una sua logica. Certo. Però il punto della questione è che o vigiliamo questo, o facciamo quello, o facciamo quell'altro. La domanda è, a rispondere al centralino, prefettura, questura, può forse farlo anche una persona che proviene dai ranghi civili? Nelle normali amministrazioni, credo nell'amministrazione di Padova, ci sono le persone che hanno magari delle disabilità, sono categorie protette. Posso inserire un dubbio? È vigilanza o è controllo? Non ho vigilanza. È controllo. Vigilanza è... Allora io che sono maligno dico che è controllo. Ma certo, ma ho capito. Attenzione, ma certo. Perché questa situazione non nasce adesso. No. Nasce in tempi della guerra fredda, dove il timore del colpo di Stato, dove si vocifera che qualcuno ci abbia pure tentato, non a caso, la forestale, no, tra i tanti. Piano sogno.
Sì, il piano sogno. il piano sogno. Guarda sogno. Ma abbiamo anche avuto un Presidente della Repubblica che ci ha provato, che era il piano segni. Ah, sì. Ecco. Allora, questo controllo interforze si riteneva essenziale per evitare un eventuale scavalcamento della, diciamo, tra virgolette, democrazia. Ma in epoca fascista questo era? No. Era anche successivamente guerra fredda. Sì. La guerra fredda, perché avevamo un'area di sinistra molto forte, la più forte, diciamo, nei paesi democratici era la più forte, quindi aveva un peso notevole, un'area di centro che ha detenuto il potere per decenni, e quindi c'è stato sempre questo pericolo di sovversione, esplicitamente dalle forze extraparlamentari, ma anche all'interno dell'organizzazione dello Stato. E io sono abbastanza vecchio per ricordarmi tutti i vari tentativi che sono venuti fuori. Allora, noi abbiamo ereditato questa cosa, ma è passato il periodo delle ideologie e degli scontri all'interno. Noi oggi necessariamente l'abbiamo superato, perché il pericolo viene da fuori, e l'abbiamo visto a Parigi, l'abbiamo visto in altre parti. Per cui è vero che bisogna controllare il territorio, ma l'altro aspetto è quello di controllare chi entra in Italia e cosa può creare. E il fatto di unificare le polizie, io dico che è arrivato il momento di farlo. Se una volta tutto stava in piedi per dei sospetti reciproci di destra e di sinistra, oggi destra e sinistra abbiamo visto che è venuta meno a quello che è l'aspetto ideologico, quello che conta è la sostanza. I cittadini stanno bene, stanno male, hanno necessità di che cosa e vengono prima. La seconda cosa, costa allo Stato, e mi impressiona questa frase che le forze dell'ordine costano allo Stato. Se noi facciamo il calcolo di quante frazioni e di quanti furti ci sono in giro per le case, credo che qui solo nella nostra azienda 5 o 6 dipendenti hanno avuto visite notturne o diurne, e io calcolo quello che hanno portato via e sono miliardi di euro. Sicuri? Cioè, lo Stato non è una cosa diversa, lo Stato siamo noi, e noi dobbiamo essere tutelati da noi stessi, e lo Stato non è un terzo incomodo, è a servizio dei cittadini, perché è formato dai cittadini, perché si parla sempre dello Stato come se fosse un qualcosa al di sopra. Lo Stato non esiste se non ci siamo noi, e se ci siamo noi è giusto che gestiamo lo Stato, e a questo punto è necessario abbattere questa eccessiva organizzazione delle forze dell'ordine, perché ognuno si è organizzato e riorganizzato e straorganizzato, e alla fine crea inefficienza. Allora, quello che è importante però è che non facciamo come le province. Abbiamo eliminato la targa sopra le porte, in sostanza è rimasto tutto uguale, non si è risparmiato una lira, forse costeranno di più alla fine, perché non c'è neanche il controllo che c'era prima. Allora, chiaramente perché stiamo creando disorganizzazione nelle province. Non c'è un capo e una coda dentro quelle province in questo momento. Mentre prima c'era un equilibrio dove il cittadino poteva dire questo ha fatto bene, questo ha fatto male. Io chiedo a qualcuno se è in grado di capire cosa sta succedendo dentro le province, salvo che non sia direttamente interessato. Prima potevamo intuire un certo tipo di politica, perché il politico cosa faceva? Manifestava le proprie intenzioni, ed era una campagna che si faceva a prodomo sua. Oggi chi è dentro le province non deve rispondere a nessuno, se non a se stesso o a quello che gli sta vicino. Questo è il problema, per cui non facciamo la stessa cosa con le forze dell'ordine, perché se facciamo scomparire una cosa che poi diventa un ente astratto, in realtà è concreto ma non farà nulla, perché a chi risponde e come risponde, è funzionale a che cosa. Allora, quello che si diceva prima, scuole di polizia, prendiamo il corpo forestale, lo mandiamo a scuola di nuovo. Se sei promosso vai avanti, e se no ripeti l'anno finché hai imparato, e se no teste case. Professore, abbiamo chiesto di fare un corso antiterrorismo che costa 6 milioni di euro e continuiamo a discutere su questa cosa. La politica di cui parlavamo prima, gli stanziamenti e i soldi che sono stati messi, ma scusatemi, guardate che siamo così, cioè
forse vi è uno scollamento tra quello che viene percepito e quella che è la realtà dei fatti. No, beh, questo sicuramente. La realtà dei fatti è quella che questa polizia, che si sta invecchiando sempre di più, deve essere necessariamente formata e dobbiamo pensare ad investire su queste cose. Ora, se questo governo non ascolta queste cose, questa politica non ascolta queste cose, si conferma una volta di più la distanza siderale tra la politica e la realtà dei fatti. Abbiamo bisogno di essere formati in modo diverso, perché è cambiato lo scenario. Ora 6 milioni sono, l'abbiamo detto, è uno slogan ovviamente, uguali, gli stessi soldi vengono spesi, 7 milioni di euro per fare le pulizie alla Camera. Signore, scusatemi, ma se voi avete distribuito nelle scorse settimane le cartoline, no, da lo inviare. Abbiamo fatto, sì, se non riusciamo a trovare 6 milioni di euro per fare un investimento che significa formare di fronte a scenari nuovi il personale, sa cosa abbiamo risolto, cosa hanno risolto al Dipartimento? 3 giorni di formazione fatta a livello locale. Beh, con una circolare. Con una circolare. Ora, allora, chi è del settore come noi sorride per ovvie ragioni. Perché voi non sapete che cosa significa per i nostri dirigenti far quadrare i conti dovendo mandare a fare aggiornamento professionale il personale, perché quando lo mando a fare aggiornamento professionale non è che posso mandarlo in servizio anche, vero? Cioè è in servizio, ma necessariamente, voglio dire, non è che posso impiegarlo in altri modi, no? Quindi quando facciamo formazione significa togliere uomini da tutte le altre attività. Allora, vogliamo pensare che su questo... È un'accezione negativa? O no, è che è una difficoltà operativa in questo momento, è una difficoltà operativa che se non viene pianificata in modo corretto è chiaro che già mette in difficoltà una situazione dove abbiamo un organico talmente depauperato che siamo in difficoltà, siamo in sofferenza, i nostri dirigenti fanno fatica, proprio perché anche operativamente è chiaro che in realtà operative dove le squadre mobili per esempio hanno necessità operative quotidiane, è chiaro che distaccare personale ad altre attività diventa impegnativo. Ora, o pensiamo ad un sistema efficace e organizzato, se no le soluzioni estemporanee del vorrei ma non posso, delle nozze con i fichi secchi, non servono a nulla. Scusa, come si arriva in polizia? Parliamo della vostra forza, diciamo quella di polizia. Com'è che si accede alle forze di polizia? Da quando la leva obbligatoria è stata soppressa, l'unico modo per accedere, o meglio, ce ne sarebbero 2 di modi. Il primo è il concorso pubblico, un concorso pubblico che non viene indetto da 17 anni. Quindi eliminato quello rimane l'unica via, che è quella di fare i 2 anni come volontario in ferma breve nell'esercito, dopodiché decidere in quale corpo si vuole passare e fare anche lì un esame per poi accedere. Sempre se fanno il concorso, anche lì. Ovviamente, sì, mi ha come dire... ha precisato benissimo anche lì, se vengono ovviamente stanziati dei soldi, perché anche sull'assunzione di nuovo personale, con la legge di stabilità anche noi come pubblico impiego ovviamente abbiamo azzerato l'assunzione di nuovo personale. 31-12. Dopo lunghe e faticose battaglie sindacali siamo riusciti ad ottenere un 50% del turnover. Ma dal 1° gennaio 2016? Dal 1° gennaio 2016, e quindi ogni 10 persone che andranno in pensione ne potranno essere assunte 5. Quindi comunque ci sarà un calo dell'organico. Comunque ci sarà un calo dell'organico e ovviamente c'è da precisare che il nostro non è un lavoro prettamente burocratico, per cui uno si può sedere tranquillamente dietro una scrivania e continuare ad operare fino ai 50-60 tranquillamente. Ovviamente la maggior parte del nostro lavoro è operativo, si svolge in strada, si svolge in scenari complicati, si svolge facendo operazioni complesse che vanno dalle indagini alle più consuete pattuglie che coprono le nostre strade, all'ordine pubblico, come dicevo prima. Quindi ovviamente avere del personale giovane non è una velleità, è necessario,
per questo la domanda era infatti rivolta proprio per capire come si poteva appunto ringiovanire il corpo. Bressa, uno dei problemi chiaramente, e questo vale un po' per tutte le riforme, che si vanno sempre a toccare degli interessi chiaramente, e in questo caso anche per le forze dell'ordine, immagino per ogni corpo, ogni comando e via discorrendo, probabilmente l'ostacolo è questo. Sì, che comporta tra l'altro appunto tutta questa moltiplicazione di comandi e quant'altro, chiaramente amplifica anche il costo. Sì, esatto, e poi evidentemente insomma questa cosa crea anche una serie di rendite di posizione di chi ha acquisito negli anni, grazie alla carriera, una posizione di potere e che con difficoltà insomma, decide di insomma, rimetterla nelle mani in forza di una riorganizzazione delle forze dell'ordine. Per cui evidentemente è difficile, ma questa è la strada che devono perseguire tutte le riforme, che vanno ovviamente a toccare degli interessi in nome di una razionalizzazione di quelle che sono le spese e per efficientare anche i servizi. Però anche rispetto alle cose che ho sentito negli interventi precedenti, forse è bene specificare e come dire, precisare anche rispetto a quanto avevo anticipato prima della pubblicità, che un impegno del governo c'è anche dal punto di vista insomma, delle risorse che vengono impiegate a favore del comparto sicurezza. Perché i dati sono quelli del Ministero dell'Interno, ovviamente non me li invento io, non se li inventa il Partito Democratico, ma sono dei dati che possono essere consultati da qualsiasi cittadino anche online. Non sono riscontrabili nella realtà, nel però. 2014 l'aumento di stanziamenti, ho qui segnati i dati per non sbagliarmi, insomma, l'aumento di stanziamenti nel 2014 è stato di 618 milioni per il comparto sicurezza, nel 2015 di 114 milioni. Si pensi che invece durante il governo Berlusconi, quindi quando anche la Lega Nord era al governo, i tagli sono stati per un totale di 2 miliardi e mezzo, cioè quella è stata l'epoca in cui sono stati tagliati i fondi pesantemente alle forze dell'ordine. C'è stata un'inversione di tendenza in questi anni con i governi Letta e poi Renzi. E un'altra cosa, in occasione della legge finanziaria 2015 c'era la possibilità di sbloccare i contratti di chi era all'interno della pubblica amministrazione. Ovviamente non c'erano le risorse per sbloccare tutti i contratti e si è deciso di investire solo in alcuni settori, e tra questi è stata premiata il comparto sicurezza, perché il governo ha deciso di destinare ben 1 miliardo di euro per sbloccare gli stipendi degli operatori di pubblica sicurezza, e quindi sono state premiate le forze dell'ordine che hanno visto il proprio stipendio aumentare. Questo anche come segnale di fiducia nei confronti di un organismo dello Stato così importante per presidiare il territorio e per tutelare la sicurezza dei cittadini. Fanelli, prima annuiva intanto che... No, ci sono cose corrette, giuste e delle altre inesattezze. Innanzitutto si parte dal presupposto, è vero che il centrodestra fece dei tagli enormi e anche altre cose che ci ferirono molto, come anche quello di doverci rimborsare le spese in caso di cause di servizio, per cause di servizio. Però è anche vero che quello sblocco che è stato fatto adesso, a prescindere che è nata da una grandissima protesta, perché si è creato un cartello sindacale estremamente efficace e tenace, che si è messo proprio davanti, si è sbarrato di fronte al governo, perché i tagli che erano stati fatti non erano stati fatti su una spesa, ma su degli accantonamenti che noi come forza di polizia, come tutti i poliziotti, avevamo messo da parte. Quando poi è passata la legge che addirittura se ne andavano via 10 e ne assumevano solo 2, gli abbiamo fatto ben comprendere la situazione drammatica in cui ne stavamo andando incontro, perché come diceva giustamente l'assessore Saia, l'età media adesso in polizia va dai 45 ai 47 anni di età. Quando gli abbiamo reso conto che non potevamo andare con la sedia a rotelle e correre dietro i delinquenti, almeno che non ce la fornissero una motorizzata, era il caso che forse questo eccessivo turnover, questo blocco eccessivo del turnover, fosse un attimino riadeguato. E dal 1° dicembre del 2016 fortunatamente se ne vanno via 10 ma ne assumono 5, e per noi continua a essere ancora veramente poco. Detto questo, sono delle precisazioni che ho voluto fare all'esponente del PD, ovviamente con una semplice criticità obiettiva, senza nessun tipo di finalità ideologica. Per quanto concerne quello che diceva il collega Bastianello, Ballestiero, scusi, mi lascia, come dire,
un po' perplesso sulla certe affermazioni, perché quando si dice che la questione della polizia di prossimità forse era un compito che non ci doveva competere, invece noi crediamo come COISP che il poliziotto di quartiere fosse stato ed è un servizio efficace. Non vi sto a osare a raccontare tutte le informazioni che vengono raccolte con minuziosità, avendo proprio il contatto con la gente. Era un bellissimo progetto. Mi associo a lui nel momento in cui, come tutte le cose che succedono in Italia, si parte con dei progetti bellissimi e poi si vanno sempre arenando. I poliziotti di quartiere non sono stati, ovviamente, per il blocco del T9, come tutti gli altri reparti della Polizia di Stato, fortificati, incentivati con ulteriore personale. Sono andati poi sviati quelli che erano le loro finalità, vengono impiegati in ordine pubblico, vengono impiegati nelle volanti, incominciano a fare i tappabuchi e si è perso quello che invece era, perché molti lavori della squadra mobile, della Digos, sono stati fatti grazie all'opera certosina, minuziosa che il poliziotto di quartiere faceva, andando per negozio, per impresa, per cittadino, per parrocchia, a sentire le persone, che ovviamente, creandosi quel rapporto fiduciario estremamente importante, perché il lavoro di polizia si fa soprattutto sulla fiducia con i cittadini, è il punto cardine della nostra attività. Sentire insomma che come quella che è stata fatta recentemente, l'istituzione delle squadre speciali, anche quella è una buffonata. Perché? Perché di fronte a quella che è stata l'opinione pubblica, a Charlie Hebdo, a quello che è successo a Parigi, all'impreparazione di quei colleghi che erano di fronte a dei pazzi che erano stati addestrati nei campi militari e che avevano un volume di fuoco che è inimmaginabile all'interno di una volante, perché se mal vada sono 15 colpi miei, 15 dei colleghi. Dovremmo avere le immagini, le abbiamo... Quindi, così ripercorriamo un attimo quei tragici eventi tempo di un altro aneddoto di quest'anno che ho vissuto proprio anche ieri di persona. Quindi cosa succede? Il ministro Alfano viene fuori, che anche lì è venuto fuori con un paradosso, perché aveva riunito tutte le organizzazioni sindacali dicendo il giorno 14 marzo che si dovevano istituire queste squadre speciali. E ovviamente il vice capo della polizia, che era riservata sta cosa. Il vice capo della squadra della polizia, dottor Marangoni, ci pregò a mani congiunte che era una cosa di altissimo riservo, non dovevamo farne menzione con nessuno. Io sabato sera ritorno a casa sulla 7, il quarto servizio, mi sento, a parte la dichiarazione del Papa Francesco che ha detto che il suo pontificato è breve, l'intervento di Marino, viene poi quello del ministro Alfano, che niente po' di meno mette in visione anche la circolare riservata ai questori della Repubblica, dicendo quanti uomini, le città, gli orari, gli armamenti, cioè questa non è serietà, questo non può essere un ministro dell'interno che fa una cosa del genere. Doveva probabilmente essere lui il primo a dare la notizia. Come diceva giustamente anche il collega, cosa ci siamo ritrovati? Non con una situazione selettiva fatta come Dio comanda, con dei grandi corsi di aggiornamento, con delle selezioni. 3 giorni di addostramento con persone che sono già qualificate e titolate e che hanno già dei brevetti, che avranno il loro compito di venire in sede e fare a loro volta gli istruttori. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Questo stiamo dicendo, di che cosa stiamo parlando? Assessore Saio, volevo un attimo cambiare argomento. Cos'è successo ieri al Tribunale di Milano? Beh, è successo quello che potrebbe succedere tutti i giorni in qualsiasi tribunale, è inutile che ci giriamo tanto attorno. Questi splendidi macchinari che dalla Camera al Senato, dalla Camera dei Deputati al Senato fino ad arrivare all'ultimo tribunale a volte funzionano, a volte non funzionano, ci sono. Sono le cose all'italiana queste? Sì, sono le cose italiane, bisogna farle, poi c'è traffico, quindi svida una porta posteriore dove entrano ci sono i privilegiati che non vengono, non so perché. Io mi sono domandato anche, questo è stato un imprenditore che, ma perché un avvocato non potrebbe farlo? Chiunque potrebbe farlo, voglio dire, vabbè, adesso può capitare, però è chiaro che qui le falle sono ormai congenite, non è che c'è un'eccezione o meno, insomma mi pare che abbiamo visto a Striscia la Notizia per anni, si entra, porti a casa faldoni, li riporti là, non se ne accorge nessuno, quindi figurati una pistola se uno sta più attento. Perché allora oggi invece il tribunale era presidiato, c'erano le code fuori per
la cosa italiana, nell'emergenza siamo i migliori del mondo, poi nella normalità siamo i peggiori, capito? Quindi... Però vedi i tagli, adesso qua un po' una frecciatina perché lui non può sparare a destra manca a piacere, e qua sempre col mio atteggiamento proprio da uomo della strada che se ne frega pesantemente dei partiti, delle politiche, eccetera, va sugli uomini. Tu a Padova, se non fosse per la politica locale, non avresti neanche le finestre in questura. Certo. Non avresti probabilmente metà delle macchine, non vedresti nessuna telecamera. E questo grazie al sindaco di destra, al sindaco di sinistra, certo. e avanti così. Certo. Noi appena siamo arrivati, ma lo riconosco anche a Zanonato, su cui quando io ero al Parlamento ho portato diversi soldi, ma siccome se li portavo al Ministero, se li, con un termine tecnico, se li fottevano al Ministero a Roma, che sono i principali nemici dei poliziotti, io li conosco bene perché là l'ho frequentato più di i tavoli dei prefetti del Ministero, cioè quelli che in strada, nel territorio ne hanno dei vaghi ricordi, qualcuno che c'è stato per qualche ora, ma che conoscono bene solo da casa loro al Viminale e ritorno con scorta e non conoscono il territorio e la realtà. E quindi sono i principali nemici sti uomini. Infatti il momento peggiore l'abbiamo toccato quando abbiamo avuto un prefetto e un'altra prefetta, diciamo, che sono andati a fare ministro e sottosegretario. Io li invitavo a mettersi una divisa, andare in strada a capire prima di sparare follie. Vabbè, comunque, la politica locale ha sopperito, dove c'è una politica illuminata, dove ci sono buoni amministratori di destra o di sinistra, hanno sopperito ai disastri, Io ho fatto il relatore di una finanziaria, ho fatto il relatore 1000 volte in commissione della parte relativa alle forze dell'ordine e le bocciavo regolarmente perché gli unici tagli che ne venivano infatti erano al massimo nelle prefetture, ma sicuramente purtroppo l'immigrazione, perché l'abbiamo abbondato negli ultimi anni in maniera spaventosa, e poi sempre al Viminale non manca una lampadina e poi il disastro sotto con tagli violenti. Allora questo è uno Stato, capisci, cioè bisogna alzarsi dal pollaio di 1 metro, questo è uno Stato che non funziona. Non funziona, dopo sai andare a vedere, ma avete fatto 3 poliziotti locali in più, ma per fortuna che magari se va a sopperire a domani in più, perché poi cammina sulle gambe del buon politico locale, del buon questore, quando c'è questo circolo virtuoso, il buon questore, il buon sindaco, il buon comandante della polizia, allora qualcosa di meglio funziona, si tenta di fare coordinamento, ma si tenta, ma siccome non esiste per legge, non esiste nulla, non c'è un atto che vada in questa direzione, e quando ci sono stati nel passato poi si è provveduto a disfarli. Tu guarda, la DIA doveva essere l'inizio di una sintesi, dopodiché i fessi sono stati i poliziotti che Gades fa la criminal code, i carabinieri, scusa il gestaccio, non lo faccio, col picchio che si sono tolti le loro specialità e quindi abbiamo ulteriormente complicato. E adesso poi la DIA via via si sta cercando di disfarla, non è più quella che era una volta. Il quadro che descrive Saia non è sicuramente il quadro che descrive non è sicuramente confortante. No, io dico il sistema paese che ha una memoria storica su questo, per passione, per interesse e perché questi ragazzi lo meritano, ma è veramente una follia, non c'è veramente un sistema che dica adesso basta e si parte. Con tutto rispetto, stiamo facendo qualcosina, segnali, però ogni tanto i pasticci anche su, non è un grosso problema, lo dico sorridendo, ma anche sulle polizie provinciali, un'altra insipienza tutta italiana. Lo stop and go per 3 mesi ha creato problemi a noi che volevamo aumentare l'organico a Padova perché liberi tutti, allora le polizie provinciali non ci saranno più, decreto del Rio, qua e là, dopodiché controlli nei compagni, no, invece si mantengono. Allora, blocca tutto e si è bloccato il sistema della mobilità, dovevamo prendere 20 uomini a gennaio e forse li avremo a giugno, perché allora a catena i comuni non hanno più dato gli uomini, perché non si potevano più prendere quelli provinciali che anzi si rinforzavano, cioè voglio dire, la politica è veramente distonica, è un qualcosa che un giorno si sveglia uno, fa una roba, il pollaio, non ci si alza dal pollaio qui, non si capisce che non si può andare avanti. Tu prima parlavi della scuola, sì, non avevo capito la battuta, noi stiamo facendoci la scuola a casa nostra, perché se aspetto a Regione, se aspetto Roma, se aspetto le leggi sulle polizie, noi abbiamo fatto un centro di formazione che è fondamentale per gli uomini, con sistemi anche moderni, non di aula stancante, ma con le applicazioni, con tutto quello.
ci stiamo facendo un poligono, perché andremo a insegnare alle altre polizie locali che bisogna che sparano una volta all'anno, una volta al mese, che va e nessuno gli insegna. Facciamo un centro cinofilo interforze. La Polizia di Stato ci manderà il doppio di cani perché moltiplicherà le unità cinofili, perché noi spendiamo come comune 800.000 euro, facciamo un modello che non esiste in Europa: polizia locale, polizia di Stato, guardia di finanza e persino polizia penitenziaria, che dobbiamo andare in pubblicità. Sì, no, ma voglio dire, una buona attività di amministrazione locale fa queste cose, fa il primo posto di polizia locale misto con la Polizia di Stato per tentare di coordinare sul territorio. L'abbiamo fatto 15 anni fa, poi in Modena, poi purtroppo c'è carenza di uomini, chiuso perché non c'è più uomini da Polizia di Stato. Il problema è che comunque in ogni caso questa è una realtà nella quale vi interrompo, adesso dobbiamo andare in pubblicità, voi potete parlare intanto, saluto un attimo i telespettatori. Escludiamo i telespettatori. Abbiamo una problematica ci vediamo tra poco, per dire che tante volte le amministrazioni locali cercano di sopperire ai disastri di Roma, lo so.